Un benvenuto a tutti, in particolare a tutti gli amici della Strada del Vino di Soave, un autentico itinerario nella storia che ci porta alla qualità enologica come cantine produttrici all'avanguardia del terzo millennio e a ritroso nel tempo. Non credo esistano altri luoghi al mondo che possono garantire in pochi chilometri un paesaggio bellissimo, un concentrato di storia, non solo vitivinicola. La domenica scorsa ero al mercatino in centro a Soave e devo dire complimenti per la qualità anche della sistemazione, ma anche appunto dell'atmosfera in generale che c'era. Un bel pennone con una bandiera del Veneto di dimensioni importanti, quindi complimenti al Comune di Soave. Appunto questo itinerario che si sviluppa da Soave con il suo memorabile castello, poi passando al Museo Geopantologico di Ronca, prosegue verso il Museo dei Fossili di Bolca in un vero e proprio percorso di storia nel nostro pianeta. Siamo in un angolo affascinante della più vasta Lessinia e qui ha trovato casa ideale l'uva garganega, che dei vini del Soave deve essere presente almeno al 70%, a cui si possono unire uve di Trebbiano, di Soave o Chardonnay al 30%, ma è proprio la Garganega a donare a questa produzione oggi altissima qualità, i sentori minerali provenienti dal suolo di origine vulcanica delle aree collinari che circondano appunto il borgo medievale di Soave. Questi vini sono un caso esemplare dell'evoluzione enologica che ha segnato il Veneto e caratterizzato soprattutto il veronese. Un tempo ciò che contava era la quantità della produzione e solo con gli anni e con l'esperienza, con la passione di tanti vignaioli e guardando anche i successi delle produzioni avanzate all'estero, la realtà locale è andata via via affinandosi, passando dalla produzione quantitativa a quella qualitativa, con risultati veramente importanti, sia tratti di vini freschi e immediati, vinificati in contenitori inerti, fino a prodotti più corposi e complessi affinati in botti di legno. La strada della qualità paga e qui lo vediamo benissimo. E il pregio della strada del Soave è proprio quello di metterci in contatto con un'esperienza immersiva nel territorio e nelle sue cantine di eccellenza. Un'esperienza che parla di viaggiatori di qualità, di consumatori attenti al prodotto, non solo di turisti frettolosi, ma visitatori alla ricerca del genuino e di esperienze autentiche. Il vino da queste parti ha storia antica e che è stata capace di rinnovarsi seguendo le indicazioni più avanzate del mercato e della migliore enologia internazionale della cultura e dell'arte del vino. Lungo la strada non mancano occasioni di straordinaria bellezza ed è importante notare come questa strada esalti il turismo ecosostenibile ed ecocompatibile, rispettoso dell'ambiente, delle sue tradizioni, della cultura e storia locale. Io non posso che appunto fare i complimenti al presidente e al vicepresidente della Strada del Vino, Stefano Alberti, Teresa Bacco Vicentini, nonché l'amico e collega Alberto Bozza che ha fortemente voluto questo evento odierno al quale appunto lascio la parola. Alberto, prego. Intanto grazie al Presidente, grazie per aver avuto anche la sensibilità e il tempo che ci ha concesso oggi in questa importante introduzione che ha toccato davvero tutti gli aspetti, credo, in maniera precisa e in maniera anche puntuale nell'ambito proprio di quello che rappresenta oggi dietro il nome Soave, una realtà davvero unica e straordinaria. Io ringrazio la Strada del Vino, sicuramente ringrazio il Presidente e Vicepresidente per essere qui, ringrazio anche Cesare Benelli che parlerà poi a nome non solo dei ristoratori ma anche dell'Austin Norton, nel senso che c'è una compartecipazione davvero importante nella Strada del Vino, nata nel 99, in un appuntamento che è quello che è giunto alla sua 11ª edizione, che è il Soave 7, che si riterrà il 9 settembre a Castelvecchio, a Verona, e che avrà la possibilità e l'opportunità di mettere ancora una volta in vetrina questo territorio che è capace di produrre, come diceva il Presidente, un vino che è riuscito ad affinare la grande qualità,
un vino che rimane identitario per la sua caratteristica, per la sua impronta, ma anche con quella versatilità che riesce ad esprimere, riuscendo ad abbinarsi anche a dei cibi e a prodotti di eccellenza, non solo del territorio veronese, ma anche, visto che siamo a Venezia, benvenuti, anche nella specificità dei famosi cicchetti veneziani proprio per la capacità di questo vino. Saluto i colleghi Enrico Corso e Thomas Piccinini, anche loro veronesi, sostenitori non solo del vino Soave ma anche del territorio veronese. Io mi fermo perché ovviamente lascio a voi, che siete poi i protagonisti, raccontare la storia del Soave Seve, raccontare il lavoro importante che fate. Io sottolineo solo una cosa: noi dobbiamo insieme valorizzare meglio e di più le eccellenze del nostro territorio. Il comparto vitivinicolo in Veneto è un comparto straordinario, è un comparto che rende di fatto la nostra regione tra le principali regioni in Italia, se non la prima per eccellenza, qualità e quantità di vino, e credo che da questo punto di vista il Soave abbia bisogno di essere sostenuto e aiutato proprio anche nella pubblicizzazione e soprattutto nel far conoscere la bontà del prodotto, e anche la fatica dei produttori che ovviamente hanno investito tanto proprio in quella ricerca, in quella innovazione che ha consentito di arrivare alla qualità. E sono convinto che se noi riusciamo a far salire in maniera equilibrata la piattaforma vitivinicola veneta, riusciremo a fare non solo un servizio ai nostri produttori, ma anche rendere ancora più importante e significativa la realtà regionale del nostro territorio, che è capace di produrre vini di ottima qualità, di denominazioni di origine, ma soprattutto anche vini che sanno tra di loro colloquiare e dialogare grazie a questo straordinario lavoro che fate voi, che siete i protagonisti, i produttori. Lascio la parola ora a Stefano Alberti, Presidente della Strada del Vino. Buongiorno, desidero iniziare esprimendo la mia gratitudine alla Regione Veneto e al consigliere Alberto Bozza, che ha sempre dimostrato un grande impegno nella promozione delle produzioni locali veronesi, per averci offerto l'opportunità di presentare la Strada del Vino Soave, l'evento di oggi, nella sede del Consiglio regionale. La Strada del Vino Soave è nata nel 1999, annovera oggi circa un centinaio di soci e cantine, enti, associazioni, agriturismi, ristoratori, hotel, fantoi e aziende. Da sempre la nostra missione è stata quella di coordinare numerosi soci lungo un itinerario ideale di circa 50 km, che consente di ammirare paesaggi, visitare cantine, degustare i nostri vini. Per promuovere e far apprezzare la versabilità dei nostri prodotti locali, a partire dal nostro vino bianco, abbiamo scelto di fare tappa a Venezia, in un simbolico gemellaggio con la cucina lagunare che bene si abbina alle nostre produzioni. Un ringraziamento speciale va a Cesare Benelli, grande amico, presidente dell'Associazione Ristoratori della Buona Accoglienza di Venezia, per il suo prezioso supporto nell'organizzazione di questo evento. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi giornalisti, blogger nazionali e regionali per la degustazione di questi prodotti della Strada del Vino Soave abbinati con la cucina veneziana. Le aziende agricole presenti, di cui saranno degustati i vini Soave, l'annata 2023 e annate precedenti, saranno Tenuta Sant'Antonio, Coffele, Vicentini, Agostino, Gini, La Cappuccina, Nardello e Cantina del Castello. Saranno inoltre degustati anche affettati prosciuttificio Soave e della gastronomia d'Amori. Al termine di questa conferenza stampa ci recheremo al ristorante Antiche Carampane, che fa parte dell'Associazione Ristoratori della Buona Accoglienza di Venezia, per fare una degustazione dei nostri prodotti e della capacità di valorizzare i cicchetti veneziani. Nel primo pomeriggio visiteremo l'isola di Sant'Erasmo per esplorare e conoscere il progetto Osti Nord, di cui Cesare Benelle ci parlerà più avanti. Oggi è anche l'occasione di presentare la manifestazione Soave Seve, giunta all'11ª edizione, che si terrà a Verona, Castelvecchio, il 9 settembre. Dove mira a confrontare annate recenti di Soave con quelle più longeve, con questa di almeno 7 anni. L'amministrazione è organizzata con Strada del Vino Soave in collaborazione col Consorzio di Tutela Vini Soave e le cantine del territorio, che offriranno i loro vini. Impostazioni dedicate. Vi invitiamo già da ora a essere presenti
che è un evento unico. Degusteremo vini che non ci sono in commercio, però hanno la sua valenza per dedicare che si può degustare Soave che ha più annata. Questa manifestazione rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati del vino, è un'occasione unica per gli appassionati del vino Soave, per scoprire la ricchezza, la particolarità e la capacità di reggere molto bene il tempo che passa, grazie anche a un vitigno che è la Garganega e l'alta compressibilità dei suoli. Grazie per la vostra partecipazione, vi auguriamo di poter godere di una bella giornata all'insegna del buon gusto nella città più bella del mondo. Grazie. Grazie a Stefano. Ovviamente nel ringraziare Stefano, Presidente della Società del Vino, ringrazio e saluto anche Teresa Vicentini perché Grazie. ovviamente dà supporto a questa associazione che è un'associazione davvero fatta di gran volontariato, di grande voglia, di grande passione, quindi non dimentichiamolo e quindi bravi perché riuscite a portare avanti davvero con cuore soprattutto ovviamente questa importante realtà. Adesso prima di lasciare la parola a Cesare abbiamo un video che ci aiuta anche a introdurci ancora meglio nella giornata di oggi.
Davvero molto bello e sensazionale questo video che insomma ci riporta a un borgo storico davvero bello, quello di Soave, ma soprattutto un territorio collinare straordinario che dà sempre emozioni nel vederlo e nel viverlo. Certamente nulla da invidiare alle colline, diciamo, del Prosecco, e nulla da invidiare ovviamente al nostro vino che rende ancora davvero, è un grande vino, come dicevano davvero nel video. Quindi ora la parola a Cesare che ci spiegherà probabilmente come si riesce a coniugare tutto questo anche con dell'ottima cucina. Buongiorno, allora io sono qui praticamente in due vesti, una come Ristoranti della Buona Accoglienza. Io sono stato il fondatore di questa associazione, però adesso non sono più il presidente perché alterniamo le cariche ogni 4 anni. E l'altra parte riguarda invece Ostin Orto, che è un progetto a cui partecipano molti dei ristoratori della Buona Accoglienza, ma che non sono tutti inclusi nel progetto. Il vino Soave ha sempre accompagnato la ristorazione veneziana. Devo fare i complimenti a questo video, a parte per la suggestione musicale molto bella, ma si vede un territorio che è non solo bello perché bello, ma bello anche perché coltivato bene. Si vedono le vigne ordinate, ma si vede inerbimento, si vede un'attenzione alla sostenibilità, alla natura. Il regista è stato un bravo regista, ha messo a fuoco i punti salienti di un'agricoltura come quella che si sta sviluppando adesso in Soave e che è veramente un fiore all'occhiello per l'enologia veneta. La ristorazione è sempre stata andata sempre a braccetto con il vino Soave, che ha rappresentato forse uno dei vini più rappresentativi nelle nostre carte di vino. E devo dire che ultimamente, negli ultimi 10 anni, l'ascesa, la scalata verso l'alta qualità è continuata e ininterrotta. E quindi questo è un riconoscimento, al di là della retorica, è realmente così. Cioè il vino si è alzato a livelli altissimi, è forse uno dei migliori territori adesso del mondo, il vino Soave. Sì, si sono raggiunte delle vette che fino a 20 anni fa, io sono ristoratore da 40 anni al mio ristorante, però siete stati bravissimi, insomma, avete portato la qualità a un punto veramente alto. L'altra cosa a cui io ci tengo e cui io sono amministratore, insieme con altri 2 amministratori, che è Luca Di Vita e Alvise Cinelli, è Ostin Orto. Ostin Orto è, come si può dire, un'idea che è nata, come nascono le idee, così un po' a caso, durante il Covid, durante un momento in cui eravamo tutti col fiato sospeso, e le idee sono un po' come i virus, cioè beccano chi beccano. Certo che bisogna avere una predisposizione a prenderli i virus e questo ha beccato me. Ci è venuta questa idea un po' folle, se vogliamo, ma nasce da una consapevolezza e un'idea di lavoro, non solo, cioè quella di rifornire al tempo, adesso siamo 15 ristoranti, di agricoltura pulita, e legumi, verdure e frutta a chilometro zero e autoprodotta. È nato 4 anni fa, questa è la 4ª stagione che ne abbiamo avuto momenti difficili agli inizi per impostare su dei terreni a Sant'Erasmo che sono stati dismessi da 30 anni, erano completamente dismessi. Era un'azienda agricola, quella del lungimirante avvocato Milner, che negli anni 60 era uno dei primi esempi di azienda circolare in Sant'Erasmo. Sant'Erasmo, per chi non lo sapesse, è sempre rappresentato
gli orti della Repubblica. Non solo, prima ancora gli allevamenti, cioè il bestiame, la produzione del latte, veniva tutto dentro di Sant'Erasmo. Arrivata a contare quasi 1500 abitanti, adesso sono poco più di 500, e quindi, come tante altre cose, e qua andiamo sulla la seconda parte di quest'idea, che è quella di conservazione e custodia del territorio. È un'isola che si sta abbandonando, sono ormai rimasti pochi i produttori in isola, che ha peraltro delle caratteristiche incredibili, perché sono terreni di riporto argillosi, limosi e sabbiosi. È una concomitanza di queste tre cose. Ha sempre prodotto verdure di una qualità altissima. Non ultima, che ricorderete, che conoscerete, il carciofo violetto, iscritto anche nei presidi Slow Food. E così, insomma, con queste due idee di lavoro per produrre le proprie robe e di conservazione e custodia del territorio, è nato Ostinorto. Come direte, ma cosa c'entra con il Soave o Ostinorto? C'entra perché le cose, le idee di per sé, ha detto qualcuno di famoso, mi pare Platone, appartengono al mondo dell'aria, però quello che conta sono l'uso che si fa di queste idee, e l'uso di queste idee è quello che determina il valore dell'idea stessa. Damoli ci ha dato la possibilità, nei momenti di sovrapproduzione delle verdure, di fare gli scatolati, i sottoaceti eccezionali che fa la ditta Damoli, a crudo, come li chiamano loro, con i prodotti di Sant'Erasmo marchiati a Venezia. E da qui è iniziata una collaborazione anche proprio sul terreno, sul territorio. Ecco, questa è più o meno la cosa. Siamo riusciti a fornire, sì, ci tengo a dire che tanti ristoratori hanno il loro orticello, però senza togliere niente ai bravi colleghi, però sono molto spesso idee di marketing. La nostra non è un'idea di marketing, è un orto per davvero. Sono 4 ettari, di cui 3 ettari e mezzo nel cuore di Sant'Erasmo, con fondo sabbioso, dove sviluppiamo le coltivazioni di asparagi, verdure e frutta, e poi 3/4 di ettaro a Punta Vela, dove il terreno è argilloso prevalentemente e limoso, dove alleviamo i carciofi, 4.000 piante di carciofo. Siamo riusciti a fare l'anno scorso e probabilmente anche quest'anno, nonostante le difficoltà, a coprire l'80% del bisogno di ogni ristorante. Sono 15 ristoranti di tradizione, quindi che sono presenti sul mercato da tanti anni, che lavorano, e quindi per me questo è un risultato che è incoraggiante. Grazie davvero, complimenti. Quindi possiamo chiudere la nostra conferenza stampa, ovviamente augurando a voi tutti buon proseguimento di tour giornaliero, perché insomma mi pare che ci sia un programma davvero molto interessante, molto fitto e molto anche piacevole, quindi grazie di essere venuti a Palazzo Ferrofini, e ricordiamo l'appuntamento del Soave Seve il 9 di settembre a Castelvecchio a Verona, e che dire, cin cin, e viva il Soave e viva la strada del vino. Grazie.